Buonasera a tutti, BCTV, il tenore di oggi, il 23 del Capitano della Missa e 20 Kimbe. Bene, questo mazzano pure, avremo questo appuntamento, non questa via non che l'abbiamo brincato, te capita caricate da Dio. E andiamo diretto a dare un'occhiata a questa bella ida che io chiamo da innanzi, dai adesso il barcone del BCTV, si presenta de voi, si presenta in questa nube che sono abbassate, infatti deve scuculare, dai non capisco come, che sono già un po' più sopra, prima ini appena già e sinne, dai palaniedas, ecco, questa è la situazione prima, comunque non un po' dannati. Vediamo te non era sotto la vallo, 24 gradi temperatura massima, 3 chiesa minima, coccolato viene la stagione che poi dai mezzodie comincia a provare che una probabilità è su 20% prima ma poi su 40%, quindi è che renare scriversi da una esproenne, belle che di sicuro andiamo a Crasa, mercoledì 22 gradi massima, 2 chiesa minima, quindi già cominciano a friscare, il tempo su, ho spalazzato fino a mezzodie e poi un po' coccolato dai mezzodie in poi. Amos un toccamento e dolo a 80 anni, sinché è morta Flavia Lo Giacomo, gattia de Barra, mamma de Samantha e di Subiato. Su interro il martesi o il 23 a Salbatolo in Sacreia d'Esalto Iurgi. Condolenze e pazienza a sa famiglia tutta da parte di BCTV. Una fotografia la petita, ma non me l'hanno dato, mannata. E questa manifestazione, le scritte pro Palestina, questo è il numero, vai a tanta gente, no, questa è una fotografia parziale che poi è diventata INPA su posizione comunale, ma vai a tazzente metà vero, ecco questo è su posizione comunale di Nugolo, e non aveva stato tanto intervento, la mozione praticamente è stata votata da tutto il Consiglio, però per punti va capito due spunti che non sono stati votati da tutto e qualcuno che resta astennito, insomma, che non ha espresso il suo voto. Però, di fatto, la mozione che abbiamo preparato in un gruppo, insomma, che si riunisce intorno a questo comitato che ha preparato la mozione, insomma, una bella vittoria a Sainesa mozione è scolata. Colamolo a sesta de su miracolo, ne chiamalo sesta religiosa, vediamo se va qualche cosa oggi. Allora 21, poi 20 battono, questa è la giornata della vita, insomma, e quindi il 20 battono e no, che se no non costa il dirbe solo, già novena. E come appuntamento civile abbiamo l'appuntamento in piazza Sproni, che sono ricchi e poveri. Questo è il 27 a Sa Lecche de Seno. Poi abbiamo questo appuntamento a Serana Folk, processione solenne, partecipazione dei fedeli, dei cavalieri di Bitti, Patata, dei gruppi di costume di Bitti, Bono, Caltellì, Connesa, Nuoro, Osilo, Sorgono, Villa Urbana. Poi il santuario Nostra Signora del Miracolo, Santa Messa, ore 20, poi corte su Miracolo, serata folk con i gruppi La Bitta, San Michele Arcangelo, tradizioni popolari, le Gartetti, Sant'Andrea de Connesa, Nuvorese de Nugolo, Manutenta di Osilo, Sorgono dell'Esorgono, Bido Brama di Villa Urbana e con il terrore Mammuiadino, de Mammuiada, concordo Bolottanesu, Mialino Pila de Visti. A seguire balli in piazza con i Ballade Boys. Presenta la serata Francesco Spano. Bene, andiamo da innanzi che sul giornale, ecco qua, Bocche Teatro con Sossinolo.
porta in scena l'opera di Pira, Bocche Teatro, Orgosolo. Il lavoro è stato riadattato dall'attore Giovanni Carroni. Andrà in scena venerdì prossimo alle 21 nell'Auditorium Comunale del Paese Sossinnas, dal romanzo di Michelangelo Pira a cura della compagnia Bocche Teatro, con la partecipazione del tenore Murale di Orgosolo. Il lavoro è stato adattato da Giovanni Carroni che lo interpreta. Lo spettacolo teatrale, tratto dal capolavoro in lingua bittese del compianto Michelangelo Pira, antropologo, giornalista, drammaturgo, morto prematuramente a soli 51 anni, che amava definire l'intellettuale pastore, Pira, noto come Mialinu e Crappinu, studiò la questione linguistica sarda e sociolinguistica negli anni 60 e 70 del secolo scorso. Fece la prima proposta di legge per il bilinguismo nelle scuole per arginare la diminuzione della trasmissione del sardo da genitore a figlio, dovuta al passaggio da una società rurale a una industrializzata. Scrisse in italiano 2 importanti opere di antropologia culturale e sociolinguistiche, Sardegna tra due lingue nel 1968 e La rivolta dell'oggetto nel 1978. Vabbè, ha scritto pure Isalle, è un altro libro. Come scrittore fu autore di uno dei primi romanzi in sardo bittese dal titolo Rossinnos, uno dei più bei romanzi in lingua sarda, insieme a quello di Benvenuto Lobina pro canto a Bidanoa, che l'attore e regista Giovanni Carroni ha adattato per il teatro. A proposito di Sossinno, guardate, chi lo vuole ascoltare la lettura di Sossinno, scusata dai BC TV, chi sa sapata in YouTube o in sa pagina di BC TV. Naturalmente non è fatta dai Carroni, è fatta dai Cristiano Composto. Chi dai Carroni non ha manco su come si narrata, però insomma, chi la quer ascoltare la pot ascoltare. Avevo posto questa cosa Ken Follett, racconti di Stonehenge, poi ti aveva proposto, ho letto un libro, vabbè, questo Stonehenge si chiama Amaliare, però non conta bene di storia, insomma è stata in Scozia, è stata vraicata insomma su tre miste, su 1500, cioè praticamente è stato costruito quasi in 2000 anni, dopo cioè, diverse aggiunte insomma a questo monumento oh, che è diventato mitico insomma, però beh, pur denaro che insomma non secondo la storia del suo fatto che è stato tornato a fare che sul 1900 praticamente, cioè l'aspetta di spartinata, qualcuno viene da 3 km di distanza, questa spreta la che la hanno carrata dai cui la hanno tornata da catastare naturalmente, che sa fare la meccanica che la hanno piazzata sopra, cioè è un monumento non fit dei gai, cioè vediamo che è nata in Sardegna metta pur venne conservato so, del gusto che non esisteva più praticamente, l'hanno tornata a fare, vabbè, però come tenuischi ne poi te l'ha panfato, è stata mitico, poi naturalmente solita cosa che non ischini nulla, la collega anche sosastro e inventa storia astrologica del solstizio, eccetera, eccetera. Va bene. Sindaci e CAI, appunto la Marmora, come custodi delle terre alte, vabbè, questa pure è nuova bolla proposta, non tanto post escursione, complimenta ISIS, questo del Saccai, che anche in tutta questa discussione, bella spassizzata, però poi te appunto la Marmora, vabbè, appunto la Marmora, cioè praticamente la Marmora è nascita sul 1800, è nascito, questo nome è stato dato su 1000, quasi sul 1900, insomma, appunto alla Marmora, ma detta rapito un altro nome questo punto alla Marmora, beh sì che l'ha iata Preda Carpida, cioè Preda Carpida, è un nome che è stato cancellato
Dai, la Marmora praticamente, non so chi è prima la patata, cominciata a clamare Punta la Marmora, però geograficamente come este. Punta la Marmora e non preda carpida, che è un nome che è meta più antico e più appropriato di Punta la Marmora. Questo può dimostrare come la storia di un popolo, di una terra, potesse essere scancellata da un nulla, insomma, no? Tipo Calabanana, e te caglionare, spiaggia dei confetti, poi si spiaggia Sossocco, Torre delle Stelle, invece Torre del Suvinuiu, oh, che poi ma Torre delle Stelle poi è stata chiamata Torre del Finocchio, che non vinta nulla, il Finocchio, ma Torre del suo Genuio, del suo Grenucco, insomma, che chiamiamo noi, e tanta la Terascola, insomma, tanta isola, Golfo Aranci, Aranzo non vintono nulla, invece vinto sul granchio, che qui Biacchene d'Omo ed este Golfo delle Aranci in Gallurese, adesso il granchio, l'aranzo, beh, naturalmente hanno inventato una storia di una nave che ha strempata un scoglio e piena di aranzo, insomma, tutto balla inventata a proposito, tanto pro a che violenza a una terra, poi si isola dell'odore, l'isola di Mal di Ventre, Lienzata che vi l'ha posto questo nome, che è la isola di Maluentu e non Mal di Ventre, e tanta altre cose, insomma, che questo punta alla Marmora, un'ala mitue, ma la Marmora è morto sul 1870, Kim mi pare nel 1873, e prima del anno it si era preda carpida. Bene, andiamo da innanzi. Eh, Relli, l'accordo su Roma è un giallo e la Regione spera fino all'ultimo l'ipotesi vicina mondiale nel 2026 nell'isola e poi 3 anni nella capitale. Cioè, ha avuto i turisti in CUE, 3 anni in Roma e 3 anni diventano altro secolo, cioè praticamente Giurelli, finché lo ciucciana e naturalmente Todd che in tutto il staff suona fa che finta di sì, che tirare un bottone sulla camisa e non scrivono strazulanne dal vestese, casiamo sperdenne questo appuntamento voi importante. E va bene, andiamo da innanzi. Pecorino Romano conquista l'Australia, venne scontento al fine del food di Sydney, l'apprezzamento di buyer, importatori e media. Ma oltre del consorzio narra un mercato di grande prospettiva per il nostro DOP. Parola d'ordine, mentre pesano i dazi di Trump e cercare nuovi mercati e l'Australia sembra riservare grandi promesse. Il pecorino romano, protagonista di primo piano al Fine Food Australia, la più importante manifestazione del settore agroalimentare dell'Oceania, che si è tenuta al Convention Center di Sydney, tra degustazioni affollate, cooking di alto livello e un fitto calendario di incontri con operatori internazionali. Il Consorzio di tutela ha presentato il formaggio simbolo della tradizione casearia con uno stand dedicato nel padiglione italiano organizzato dalla ICE. I dati di Trump, l'interesse che abbiamo registrato ci conferma che l'Australia rappresenta un mercato di grande prospettiva nell'ottica della diversificazione in un momento delicato come quello attuale sul mercato statunitense a causa dei dazi di Trump, dice il presidente Gianni Mauto. Bene, Todd e Eli, confronto sul futuro dell'isola, lavoreremo insieme.
ecco, lei è il segretario nuovo del suo PD, a Villa Devoto il primo vertice dopo la staffetta alla guida del PD. Vabbè, lavoreremo insieme, questa è una cosa che praticamente il PD è andata a allenare. Allora, che se compartire la decisione oppure total domo, ecco, in te cosa lo sostermine che la poi ti sapete come lavoreremo insieme. Enti locali, prorogate al 31 ottobre le domande per accedere al fondo delle montagne. Comuni dell'interno, risorse strategiche contro l'isolamento. Allora, più tempo ai comuni dell'interno per definire progetti condivisi e accedere così al fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Il nuovo termine fissato dalla Regione per la presentazione delle domande è il 31 ottobre. Con questa proroga, ha spiegato l'assessore agli enti locali Francesco Panedda, concediamo migliori condizioni per partecipare con piena efficacia a una misura che sostiene la tutela e lo sviluppo delle aree montane della Sardegna. La decisione arriva in risposta alle numerose richieste delle amministrazioni locali, motivate dalla concomitanza di altri bandi regionali e statali e dalla necessità di definire percorsi di collaborazione tra enti. Le domande, correttamente presentate entro il termine precedente del 22 settembre 2025, rimangono valide e, se necessario, potranno essere modificate, integrate o sostituite. Va bene. 6 navi sorvegliano il Tyrrhenian Link, ma i cittadini sono preoccupati. Le nostre case vengono svalutate dai soldati che piccolano cavo. Poi no, che non fa che ne dire. Macchine da chi sono scavanne, insomma, bisogna questa nave a fare a visitare. Tyrrhenian Link entra nella fase cruciale, tanto che la Capitaneria di Porto ha emesso un'ordinanza per impedire la navigazione e la pesca, e non solo il tratto di costa davanti a Terramala, nel litorale di Quartu, dove è stato posato il primo tubo per la Sicilia, e presto si predisporrà per la sistemazione del secondo tubo. Vabbè. Quindi sono tubo e dopo andate infilati sul cavo. Come questa cosa? L'ordinanza: dal 16 settembre 2025 al 30 marzo 2026 la zona di mare antistante la località Terramala sarà interessata da lavori di sorveglianza del cavo sottomarino posato e non interrato per il progetto posato e non interrato per il progetto Tyrrhenian Link. Le attività saranno svolte dalla società Poliservizi SRL per conto di Terna Rete Italy Prismian. 6 le navi impegnate nella sorveglianza: MP Regina Seconda, MP Nicola Arena, MP Marcantonio quarto, MP Gillette ed MP Riluccio primo. Sempre dall'ordinanza della Capitaneria si scoprono altri dettagli. Durante il periodo di lavoro saranno vietate le seguenti attività: navigazione, ancoraggio e sosta di qualunque unità, immersioni subacquee, attività di pesca, altre attività connesse all'uso del mare non autorizzate. Le unità in transito dovranno moderare la velocità e mantenere una distanza di almeno 200 metri dalle unità navali impegnate nei lavori. La società esecutrice dei lavori dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni in materia di sicurezza e tutela per la pubblica incolumità. I contravventori dell'ordinanza saranno ritenuti responsabili di tutti i danni derivanti dall'inosservanza e saranno puniti ai sensi della legge. Quindi l'area attorno al cantiere e lo specchio d'acqua davanti a Terramala sono del tutto interdetti per permettere di completare le opere di collegamento. L'ordinanza riguarda in particolare modo la sorveglianza del cavo,
la cui posa è stata terminata la settimana scorsa, quindi Luca che l'hanno già piazzato. E vabbè, noi schieriamo il facchero in una città in gommone, vabbè, a Mosambile, se a te se è possibile. Lo stupro di gruppo, 4 condanne, 8 anni per Ciro Grillo. È citato Ciro Grillo, l'altro non esiste. Gli imputati e vittima assenti a tempio. Buongiorno, l'avvocata Narata è scoppiata in lacrime. Buongiorno, è scoppiata l'avvocata e si è scoppiata in lacrime. La parola carcere risuona nell'aula più grande del Palazzo di Giustizia di Tempio. Condanna a 8 anni di carcere per stupro di gruppo ed è carcere vero, non virtuale. Nessuno sconto, sospensione o misura alternativa per la violenza sessuale, lo dice la legge che classifica il reato come ostativo. Ciro Grillo, Vittorio Lauria, o Lauria, Edoardo Capitta, Francesco Consiglia, per lui la pena è leggermente inferiore, 6 anni e mezzo, apprendono la notizia a Genova intorno alle 19 di ieri, poco dopo la lettura della sentenza dei giudici di Tempio. I magistrati hanno stabilito che sono responsabili delle violenze ripetute e prolungate ai danni di una studentessa milanese di 19 anni. Lo stupro consumato la notte del 27 luglio 2019 in una villetta della famiglia Grillo a Porto Cervo. Rischiate il carcere. Ai 4 giovani viene spiegato che in caso di passaggio in giudicato della condanna non ci saranno alternative al carcere. Per loro si apriranno le porte di una cella. Certo, non subito, ma è una possibilità da mettere in conto. I volti dei difensori dicono che si sta consumando un dramma. 4 ragazze della buona borghesia genovese coetanei, vacanze insieme in Costa Smeralda, ottime scuole, viaggi in mezzo mondo, capiscono che il processo di Tempio per loro si è concluso nel peggiore dei modi. Grillo, Lauria e Capita sono stati condannati per lo stupro di gruppo e per le foto scattate con i loro genitali sulla fronte. All'amica della vittima mentre dormiva. Corsiglia invece, secondo i giudici, ha abusato della ragazza da solo. Per lui è caduta l'accusa di violenza di gruppo. Il presidente del collegio, Marco Contu, legge lentamente la sentenza e gli avvocati ora sanno che i loro assistiti c'è anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Cioè praticamente chi l'ha violentata Sassola e quindi la condanna del demanco, violenza di gruppo. Vabbè. Dal billionaire all'incubo. La denuncia nel luglio 2019, 6 anni in prima pagina. Oia, tocca di rispettare le persone, non pensare che siano oggetto del nepotelacche su cui li sparate. Guerriglia a Milano, Meloni, scene indegne, decine di feriti e diversi fermi al corteo nel capoluogo lombardo. Da Torino a Palermo tutta l'Italia si mobilita per la Palestina. Noi l'abbiamo fatta ieri in numero la manifestazione. Macron riconosce la Palestina, ira di USA e Israele, e vabbè, li lascia passare. Decine di stati sulla stessa linea. Trump, gesto simbolico. Hamas al-Tikkun, ora una tregua. Hamas come Espetin, una tregua a Trump. Scossa e scontro all'ONU sulla Palestina, dove una decina di paesi annuncia formalmente il suo riconoscimento nella conferenza di alto livello sulla soluzione a 2 stati convocata da Francia e Arabia Saudita. Dura la reazione di USA e Israele, che però sono sempre più isolate a Palazzo di Vetro. La mossa arriva nel pieno dell'escalation israeliana contro Gaza City
e della proposta a sorpresa di Hamas. Secondo Fox News, l'organizzazione estremista ha scritto una lettera a Donald Trump chiedendo di garantire una tregua di 60 giorni a Gaza, in cambio del rilascio di metà degli ostaggi detenuti, anche se finora il presidente ha insistito per la liberazione di tutti. Ma figurati, lo liberano tutto, bah. A guidare il push diplomatico per il riconoscimento della Palestina è Emmanuel Macron, in crisi assoluta. Ultima cosa, Varsavia e Londra rispondiamo a Mosca, provocazione, eccetera, eccetera, però quest'ultimo drone se non si comprende chi è lo Zappat inviato, o addirittura sono una provocazione interna matesima. La missione italiana, gli F-35 vegliano sui cieli dell'Estonia. 7 allarmi recenti. Kronos, il radar del sistema missilistico antiaereo italiano SAMP-T, schierato in Estonia, gira vorticosamente su se stesso ininterrottamente già da diverse settimane. È un nervoso balletto, sintomo di un'escalation che avanza fino ad affacciarsi alla base di Amari, ultimo avamposto dell'Europa al confine della Russia. Altra cosa, Kirk fa riavvicinare Trump e Musk, mi sei mancato, potete scrivere. Paraponelmente. Nel frattempo il movimento MAGA si prepara per le elezioni del 2026. Ecco qua la campagna elettorale nasce di questa cosa. Charlie Kirk ha cercato per mesi di mettere pace tra Donald Trump e Elon Musk e alla fine ce l'ha fatta. Al suo funerale i due amici, divenuti nemici, hanno deposto l'ascia di guerra e si sono parlati. Mi sei mancato, ha detto il presidente al suo first buddy. Il riavvicinamento arriva dopo mesi di tensione e insulti reciproci, durante i quali Kirk ha giocato il ruolo del mediatore. Pur schierato dalla parte di Trump, l'attivista ha sempre lodato il miliardario, ritenendo la sua operazione per X la migliore acquisizione del secolo. Vabbè, e quindi Musk e Trump sono tornati a corda spari, corvo che in corvo non si inchioccan sopra. Bene, che in questo terminiamo le nuova de hoy e non abbiamo nessun commento e va bene, e quindi poniamo a sigla di tancatura. Oh, scusate, batte. Bene, a mezzo vedere devono tutto da Visti TV, mezzo a casa.